Venezia celebra i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. Nel corso dell'anno a lui saranno dedicate varie iniziative. A lui si ispira il Carnevale 2024 con il suggestivo titolo Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo. Ma basta abbandonare il flusso di turisti all'altezza di San Giovanni Crisostomo e raggiungere Corte Seconda del Milion per trovarsi di fronte a questo spettacolo davvero poco edificante. Devo dire che è un vero peccato che in questo anno di celebrazioni di Marco Polo, i 700 anni, nessuno abbia pensato a ripulire i luoghi dove si presume fossero le case del Polo. Alessandro Bersanello, una lunghissima carriera da attore e regista tra cinema, teatro e televisione, per quasi un decennio coordinatore artistico del Carnevale, abita proprio qui e ha denunciato il degrado in cui versa questa zona di Venezia. Nessuno si è preoccupato, assessori vivono a decine di chilometri dalla città e dicono che, mai visto, non so niente, nessuno di me dice niente. Beh, certo, nessuno di te dice niente, ma non ti te preoccupi neanche di informarti. Chi si è informato, ad esempio il Times, il prestigioso quotidiano di Londra, perché imbrattamenti e graffiti hanno i giorni contati. Per fortuna che a Venezia ci sono dei bravi veneziani, in particolare l'associazione Masegni e Nissioletti, che già in diversi luoghi della città a fine marzo si sono presi l'impegno di venire a ripulire. Io intanto mi metto il cappello originale afghano che ricorda molto quello di Marco Polo e aspetto pazientemente, non tanto per me, ma per la città e per tutti gli ospiti che vengono a vedere la casa.